Buonasera, per qdpnews.it siamo andati a mercatini a Cison di Valmarino. Cison di Valmarino, la 13ª edizione di Stelle a Natale. Siamo qui con Giovanni Botter, che oltre ad essere uno degli organizzatori è anche artigiano espositore. Giovanni, cosa ci puoi dire di questa edizione? Quanti espositori ci sono? 136. 136 espositori che vengono un po' da tutta Italia, mi sembra di capire. Sì, da tutta Italia, ma anche sono locali e anche da qui, insomma. Si stentava a passare e come affluenza ci siamo? Direi che basta guardarsi intorno e si capisce un po' che insomma abbiamo una buona affluenza. Qual è il segreto del successo di Cison? La cura degli espositori, la cura degli addobbi, particolare attenzione per la qualità. Possiamo parlare a 360 gradi, abbiamo visto le castagne, c'è lo speo, cioè qui a Cison uno trova tutto. Di tutto e di più. Siamo alle cantine Brandolini, cuore di stelle a Natale e anche di artigianato vivo d'estate. Siamo qui con Alice Dalla Fontana, uno dei volontari di Cison di Valmarino, che si occupa precisamente degli allestimenti. Alice, abbiamo visto delle cose meravigliose, che materiali usi per gli allestimenti? Dei materiali molto semplici, mi piace usare delle cose naturali, comunque che riesco a trovare anche facilmente senza doverle acquistare. Sei anche piena di idee perché abbiamo visto rispetto all'estate e anche rispetto alla scorsa edizione cambia tutto ogni volta. Eh sì, diciamo che è una mia passione che vorrei far diventare anche una professione, insomma, e sì, amo molto la natura e mi piace proprio creare queste cose. Poi con l'aiuto di tutti quanti, soprattutto della mia famiglia, diciamo, sono riuscita a realizzare anche quest'anno qualcosa di diverso. Abbiamo visto materiali di tutti i tipi, ci sono delle reti addirittura, poi abbiamo visto delle zucche, legno di tutti i tipi, veramente tante cose. Sì, abbiamo cercato il legno, comunque fa molto Natale, la rete col cotone, anche quello dà un senso comunque fa atmosfera, dà un senso di calore, comunque anche naturalezza. Thank you.